Signor Presidente, colleghi, questa è la terza volta che intervengo in aula da dopo l'approvazione della finanziaria per ribadire un concetto fondamentale, ritengo. Siamo nella seconda fase, ma è possibile che il Presidente della Regione non senta il bisogno di confrontarsi con il Parlamento su una fase così delicata come quella della seconda fase del coronavirus? Ma è normale che un Presidente della Regione non pensa di affrontare il Parlamento se è convinto delle scelte che appunto delle scelte che ha fatto dal punto di vista della composizione della Giunta? Io non parlerò dell'assessore perché non voglio perdermi il piacere di farlo quando sarà presente lui in quest'Aula. Ma è normale che il Presidente della Regione non senta questo bisogno? È normale che il Presidente della Regione, dopo quasi 3 anni, a 2 anni e mezzo del mandato, non pensa di venire qui in Aula a fare il punto sul bilancio, sull'operato? Ma è normale che in un momento così delicato, dove ci troviamo noi, una fase sanitaria di emergenza che non si è conclusa, ma che anzi in questo momento è veramente in emergenza, forse più di prima. Noi abbiamo tutte le patologie non Covid ancora che sono bloccate in quelli che sono gli interventi proprio anche ambulatoriali, o che proprio hanno bisogno quegli interventi immediati, e dove l'ho detto più volte, ormai lo dico da 3 settimane, dico sempre la stessa cosa. Mi fa piacere che oggi qualcun altro sente anche questo bisogno, che non può essere solo, cari colleghi, quello lì di avere qua il Presidente per parlare dell'assessore della Lega. È importante, fondamentale, abbiamo tante cose da dirgli, confrontarci con lui, perché sicuramente tante cose le dobbiamo capire. Una cosa che è sicura, però, il Presidente della Regione certe dichiarazioni davvero si può evitare di fare. Assessore Cordaro, lei che è molto amico e lei è molto vicino, era presente durante quell'intervista quando il Presidente della Regione ha dichiarato che chi non è d'accordo con quella strategia, con la volontà di nominare un assessore della Lega, è perché ha problemi personali o perché ha problemi familiari. Per fortuna che lei aveva la mascherina, perché io sono convinto che se non avesse avuto la mascherina avrebbe avuto veramente difficoltà a mantenere anche a non far trapelare quello che è uno stato d'animo davvero di grande imbarazzo. Perché è imbarazzante, colleghi? Uno la può pensare diversamente, anche su questo possiamo avere tante idee diverse, ma non può un Presidente della Regione considerare, non entro nel merito se sono pochi, anche se dovessero essere pochissime, poche unità, 50 persone, 100 persone, non può considerare quelle persone malate. Perché altrimenti quelle stesse persone che cosa devono dire, che cosa devono pensare? Che questo è un Presidente che ha bisogno di un psichiatra? Di essere aiutato. Dico, non siamo a questo livello, siamo ancora in democrazia dove ognuno davvero esprime quella propria opinione. Quindi noi ribadisco e concludo, abbiamo bisogno del Presidente e abbiamo bisogno, ritorno a dire, prima per le emergenze che abbiamo, poi per le riflessioni anche politiche. Noi ci troviamo nella fase 2 con ancora le domeniche chiuse. Da una parte vogliamo aprire al mondo, stiamo aprendo al mondo, dall'altra parte chiudiamo le domeniche per alcune attività commerciali. C'è bisogno davvero, abbiamo difficoltà per quanto riguarda la balneazione e tutti gli stabilimenti balneari. Abbiamo bisogno di un confronto sereno con il Presidente della Regione. Lo dico da 3 volte, io penso che il Presidente della Regione qui non vuole venire e a noi rimane solo un modo, cari colleghi: dobbiamo presentare la mozione di sfiducia al Presidente della Regione, perché altrimenti noi rischiamo di fare chiacchiere. Presentiamo la mozione di sfiducia e guardate che porteremo il Presidente qui in Aula. Grazie onorevole Di Pasquale.